E direi che possiamo partire con la prima relatrice, Enia Visentin. Enia Visentin è conosciuta bene qui ad Aiello, arriva da Arba di Pordenone, ha realizzato, è una mnemonista tra l'altro, ha realizzato tantissime meridiane non solo nella nostra regione ma anche in diverse località italiane, anche all'estero. Qui ad Aiello ha vinto anche con diverse sue partecipazioni anche un anno il concorso delle meridiane. Anche quest'anno partecipa con una sua meridiana in mosaico che è stata collocata e realizzata su un vecchio pannello, che poi ne parleremo nel pomeriggio, nella località della Centa di Ioannis. È una edifici medioevali che si caratterizzano qui nella nostra bassa. E ha anche qui una bella mostra, come vi dicevo prima, che vi invito poi a visitare nell'altra ala del museo, sulle piante tintore, i segreti delle piante tintore, come nel passato venivano tramite le piante dipinti tutti i tipi di tessuti. Io ti lascerei la parola. Ecco, ci parlerai naturalmente di un orologio settecentesco particolare del Floreale di Linneo, ma sentiamo da te, insomma, questa bella relazione. Grazie mille, grazie Aurelio, benvenuti a tutti, forse è meglio che mi metta qua che non volo giù. E grazie anche alle belle parole del sindaco, che ho apprezzato tantissimo, una bellissima introduzione per la giornata di Aiello. Allora, io oggi vi parlerò di un orologio appunto un po' speciale, perché un orologio sì che è regolato comunque dal sole, ma è strettamente legato al mondo vegetale. Si tratta dell'orologio di Linneo, detto anche orologio di Flora. Vediamo subito, grazie Giulio per la collaborazione. Ecco, vi racconterò un po' una serie di fatti in modo molto così veloce, riassuntivo, proprio perché l'argomento è piuttosto vasto e quindi per dare dei punti fissi alla situazione. Carlo Linneo, quindi l'inventore di questo, in qualche modo l'inventore di questo orologio, è il famoso botanico che può essere considerato il padre della moderna botanica. Carlo Linneo è nato a Uppsala in Svezia nel 1707, qui vediamo un ritratto dell'età adulta. Nella foto a destra è la casa natale, c'è la leggenda che quando questo bambino era in culla il padre ogni giorno metteva una ghirlanda di fiori freschi appunto nella camera nella culla di questo ragazzo. Comunque, leggenda o non leggenda, già Carlo Linneo da bambino dimostrò una spiccata predisposizione per la botanica. Si iscrisse a medicina per fare un piacere al padre, per volontà del padre, ma contemporaneamente frequentava le lezioni di botanica all'Università di Uppsala, tant'è vero che dopo un anno aveva individuato gli organi di riproduzione delle piante e questo gli diede l'ammirazione del professore di botanica, che lo volle prima come assistente e poi gli fece fare delle lezioni all'università. Quindi Linneo si trova a essere studente di medicina e contemporaneamente docente di botanica all'Università di Uppsala. Nel 1735 pubblica Il sistema naturale. Nel 1751 la filosofia botanica, che è una catalogazione delle piante sulla base delle differenze degli organi di riproduzione. È il fondatore, come dicevo prima, della moderna botanica, ma anche della classificazione degli esseri viventi, e ideò la nomenclatura, il sistema di nomenclatura binomia, dove appunto si ha il nome scientifico della pianta in latino, che è un sistema utilizzato universalmente e tuttora, che è una specie di carta d'identità, se vogliamo, di nome e cognome della pianta, dandogli il genere e la specie, il genere scritto in maiuscolo al genere in minuscolo, eccetera. Ma ha classificato ben 7.300 piante, 4.400 animali, pubblicazioni, ne ha fatte più di 200, eccetera. Andiamo avanti, grazie. Legato a questo orologio e alla figura di Linneo è la cronobiologia, che in sintesi si riferisce ai processi biologici essenziali degli organismi viventi in relazione a dei tempi e dei periodi, a dei ritmi. E questi processi sono regolati appunto da dei cicli, da dei ritmi che sono stati divisi in ritmo circadiano, che è un ciclo di circa 24 ore, quello che regola veglia e sonno, il ritmo infradiano, che è quello meno frequente delle 24
24 ore, quindi si rifà le maree, il ciclo delle maree, il ciclo lunare che ha 29 giorni, 12 ore, 44 minuti, eccetera, come può essere il ciclo mestruale, eccetera, il ritmo ultradiano, che è un ciclo più frequente di 24 ore, che può essere l'ormone della crescita, che ha cicli di 3 ore, oppure la fase REM del sonno con i famosi 90 minuti. E riguardante il ciclo circadiano, cioè quello che regola le fasi delle 24 ore, questo è stato scoperto da uno scienziato francese, Jean-Jacques Dortomer, perdonatemi, io non so bene il francese, quindi la pronuncia sicuramente è sbagliata, e sulla base di queste ricerche, ma grazie Giulio, ma anche su degli studi che già Plinio il Vecchio aveva fatto. Plinio il Vecchio è vissuto dal 23 a.C. fino al 79 d.C., è morto durante l'osservazione dell'eruzione del vulcano Vesuvio da Campoviseno, e ha scritto la storia naturale. Nelle sue osservazioni Plinio aveva già notato che c'erano delle fioriture talmente precise che potevano essere prese in considerazione per determinare la stagione, il periodo, ma addirittura ci sono dei brani, ne cito uno nel libro 12°, al verso 40, a un certo punto parla di un fiore che cresce in India, che di notte questo fiore rimane chiuso, si apre, le corolle si aprono alle prime ore dell'alba e raggiunge il massimo dell'apertura delle corolle esattamente a mezzogiorno. Quindi già Plinio aveva fatto degli studi a riguardo. Linneo cosa fa? Durante la sua catalogazione si accorge che effettivamente ci sono delle caratteristiche che accomunano dei fiori rispetto agli altri, e li classifica e li distingue in fiori solari, che sono quelli che aprono e chiudono le corolle nell'arco del giorno, i quali vengono suddivisi ancora in sottogruppi. Abbiamo i fiori solari meteorici, che sono quelli la cui apertura corolla è determinata dalla pressione atmosferica, dall'umidità e dalla temperatura. Un esempio che più o meno tutti conosciamo è la Carlina caulis, che è quella pianta, poi vedremo una foto più avanti, che con alta pressione rimane aperta, e anche se raccolta a distanza anche di mesi riesce a sentire talmente sensibile che si chiude e si apre in base al freddo di tutto tempo. Poi distingue i fiori solari tropicali, che sono quelli che si aprono e si chiudono in base al sorgere e tramonto del sole, quindi dipendono dalla lunghezza della giornata. E per ultimi, quelli che interessano a noi per l'orologio di Flora, sono i fiori solari equinoziali, cioè sono quelli che lui li classifica tra quelli europei, la cui apertura e chiusura a volte delle corolle avviene a un'ora fissa del giorno o della notte. Grazie. Questa è la Carlina, adesso che la vedete sono sicura che tutti l'avete in qualche modo vista. Andiamo avanti. Ecco, io adesso vi parlo di una scuola molto particolare e speciale. Questa scuola fa parte di un istituto museologico, è praticamente una scuola in ospedale, si trova a Verbania. Si tratta della scuola Piancavallo, ed è una scuola che garantisce il diritto allo studio anche in casi di ricovero in ospedale per i ragazzi. Si trattano malattie della crescita, e quindi si tratta di degenza in ospedale per periodi che possono essere ripetitivi, minimi di 35 giorni, che possono anche ripresentarsi negli anni. In questo modo viene garantito, ripeto, il diritto allo studio di questi ragazzi. E questa scuola ha fatto alcuni anni fa un bellissimo progetto di studio. Non hanno realizzato l'orologio, ma l'hanno studiato su carta grazie agli insegnanti, seguiti dagli insegnanti, e con la collaborazione del Museo delle Scienze di Torino. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro splendido, molto accurato e meritevole veramente di grande rispetto, perché poi è stato fatto anche in tempi rispettando i programmi di studio della scuola. Qui vedete all'atto la lista delle piante, ma adesso andiamo a vederle nello specifico, perché questi ragazzi hanno fatto una cosa bellissima secondo me. Hanno creato la carta d'identità delle varie specie che sono interessate nell'orologio di Linneo. Ovviamente Linneo ha fatto una raccolta di piante che erano tipiche delle latitudini e del clima della Nord Europa. Ripeto, lui è svedese, eccetera. Questa invece è una lista di piante che possono essere adattate all'Italia. Bene, la carta d'identità, come tutte le carte d'identità che si rispettano, hanno la foto, il
primo piano della foto del fiore, la nomenclatura che si diceva prima di Linneo, quindi abbiamo il nome e cognome, cioè il nome scientifico, in questo caso il Solcus tenermus, il nome comune, la cittadinanza, quindi da dove viene questa pianta, la residenza, dove cresce in genere e tutte le caratteristiche. In questo caso abbiamo la prima ora della notte, appunto sono state selezionate tutta una serie, individuate tutta una serie di piante che vanno a coprire ora per ora le 24 ore dell'intero giorno e notte. Andiamo avanti, qui ne vediamo un'altra cosa bellissima che hanno fatto, poi vi darò anche il sito della scuola così mi fa piacere di andare a vedere che belli interventi che fanno in questo istituto. Hanno anche descritto il fiore disegnandolo, quindi mettendo in evidenza quelle che sono le caratteristiche, perché tramite il disegno viene più agevole mettere tutte le caratteristiche della pianta, mettendo poi sotto anche un'immagine generale. Qui abbiamo poi tutti i dati tecnici, eccetera. Andiamo avanti, qui è un altro ancora, passiamo a quello oltre, ancora. Ecco, qui per esempio abbiamo il convolvulus, che è una pianta tanto odiata dagli agricoltori perché è una pianta infestante, dalle mie parti che si chiama bortea, una pianta proprio che si attorciglia sulle piante, e tra l'altro è una pianta pintoria, viene indicata come la pianta delle 3 del mattino. Andiamo oltre, ancora. Vai, non ve le faccio vedere tutte, eccolo. Questa qui per esempio, l'ipomea, è una specie di ipomea che apre alle 5 del mattino, fra l'altro in inglese che si chiama morning glory, cioè molto spesso queste piante hanno anche un nome che ci fa capire che hanno determinate caratteristiche. Se andiamo avanti alle ore 11, non riesco a farvi vedere tutti perché i tempi sono stretti, ecco, per esempio questa, l'ornitogallum, che è una pianta che tutti conoscete, detta anche latte di gallina o stella di Betlemme, in Francia si chiama signora delle 11. Guardate caso, si apre proprio alle 11 di mattina. Andiamo avanti, mezzogiorno c'è il fico degli Ottentotti, andiamo avanti ancora, ok? Per esempio questa, la bella di notte, di nuovo il nome ci indica qualcosa, è una pianta che si apre nel tardo pomeriggio, alle 5 in poi, il trifoglio pratense, poi abbiamo il papavero, un tipo, una varietà, colotti avanti, ecco la datura che è lo stramonio, alle 9 di sera, il prossimo alle 23, ecco quello delle 23 e quello delle 24 sono 2 cactus, hanno la caratteristica che fioriscono una sola volta durante l'estate e quindi bisogna essere molto attenti e presenti. Echinopsis, quello del 23, è la famosa regina della notte, il Selenicerus grandiflorus, che questa è un'altra veramente molto apprezzata dai botanici, perché questa fiorisce veramente una volta sola e si apre a mezzanotte, proprio non poteva avere altri nomi che regina della notte. Bene, passiamo ancora oltre, vi ho il disegno, però ecco, vi ho detto, la scuola di Piancavallo di Verdagna ha fatto questi studi su carta, però poi in realtà c'è stato chi, almeno che sappia io, in Italia credo che siano gli unici, ma probabilmente ci sono anche altre realtà, che ha realizzato concretamente l'orologio di Linneo, e qui si sta parlando di Napoli. Esattamente Bacoli. Bacoli si trova a 30 km da Napoli, praticamente nel cuore dei Campi Flegrei, si trova nella costa occidentale del Golfo di Pozzuoli e qui abbiamo una cava, una vecchissima cava di tufo che è stata praticamente scavata a mano tra l'800 e il 900 per estrarre gli strati superficiali e la pozzolana, mentre negli strati sotterranei il tufo, che poi veniva commercializzato e portato in tutto il bacino del Mediterraneo ed è stato usato anche per costruire Bacoli. È una zona altamente ricca dal punto di vista archeologico, c'è anche, passa di là anche l'acquedotto del Serino che parte da Avellino e arriva a Bacoli percorrendo circa 100 km, 90 dei quali sotterranei. E in questa cava, nella parte esterna, è stato realizzato un bellissimo giardino ricco di mandarini, di aranci, di limoni.
L'interno della cava è stato utilizzato per farne, rispettandone comunque le caratteristiche, è stato realizzato un ristorante, quindi un luogo di eventi, e in un angolo del parco è stato realizzato questo orologio solare di Linneo che è formato per una superficie di circa 25 metri quadri, anche 30 forse, scusatemi, 30, e dove ci sono 3 porzioni di terreno di superficie circolari, la più ampia è quella diciamo a livello del terreno, poi ce n'è una intermedia e poi ce n'è una più piccola rialzata. Quella più piccola rialzata ospita 2 sculture in pietra leccese che simboleggiano il sole e la luna, quella intermedia è divisa in 24 spicchi, ognuno dei quali ospita un'ora, e quella esterna ha delle colonnine, dei pilastrini sempre in pietra leccese, dove viene riportato il numero dell'ora relativa. Qui ci sono queste piante, fra l'altro sono piante che rispetto alla lista che abbiamo visto prima di Piancavallo ha delle leggere differenze. Se vuoi che andiamo avanti, per esempio le ore 6, quello di Baccoli ha il Tarassaco, mentre nella lista della scuola di Piancavallo abbiamo la scorzonera. Poi andiamo avanti, ancora ci sono alcune differenze, per esempio la calendula qui viene messa alle ore 8 a Baccoli, mentre se passiamo nell'altra Piancavallo lo mette alle ore 9, questo è determinato anche dal fatto climatico. In realtà l'orologio di Linneo per funzionare deve essere prima di tutto un ambiente dove non ci sono grandi spazi di temperatura, quindi climi miti. Poi non deve superare i 600 metri di altezza. In inverno purtroppo non funziona perché il periodo migliore per anche gustare la bellezza di queste fioriture va da maggio a luglio, forse anche agosto. Non ci devono essere delle gelate particolarmente aggressive, quindi ci sono dei limiti. Lo spazio deve essere almeno di 25 metri quadri. Andiamo avanti, ecco, adesso magari lo facciamo scorrere perché sono molte le piante. Questa è la scilla peruviana che viene messa al posto del geranio robertiano, il pomea, vediamo, ok, andiamo avanti. Qui abbiamo visto, e qui appunto le 2 liste con le leggere differenze dove ci sono delle piante sostituite rispetto ad altre, come vedete calendula alle 8 da una parte, dall'altra parte viene messa alle 9. Andiamo oltre, ecco, per concludere vi ho messo anche una piccola curiosità, la composizione che è stata fatta da un musicista contemporaneo francese, Jean Francais, il quale ha dedicato, anche lui si è fatto appassionare da questo orologio, il quale ha dedicato 7 brani per oboe e piano ai rispettivi 7 fiori dell'orologio di Linneo. Andiamo oltre, qui vi ho messo un po' di bibliografia e sitografia. Andate a vedere quello della scuola di Piancavallo perché è veramente una scuola speciale. Vi ho messo anche un libro, è stato il libro che a me ha un po' segnato questa curiosità per questo orologio, perché per la prima volta ho letto dell'orologio di Linneo sul libro di Ernst Junger, il libro dell'orologio a polvere, e poi vi ho messo anche il sito di orologi solari di Cadran perché hanno pubblicato un articolo che ho scritto proprio su Baccoli, sull'orologio di Baccoli. Io credo di essere riuscita a stare dentro nei tempi, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.